Io sono Valerio Fluido da New York, ma stavolta faccio parlare la mia community. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Gattuso, sei un grande, spero che rimani. Forza Napoli! Forza Gattuso! Ciao mister Gattuso, Napoli e i tifosi sono tutti con te. Grazie per tutto quello che hai fatto e non abbandonarci perché noi non ti vogliamo abbandonare, ti vogliamo. Forza Napoli, grande Rigno. Grazie di tutto quello che hai fatto per la nostra squadra. Ti prego, non andare via. Fallo per noi che ti amiamo, ma soprattutto farlo per quei ragazzi, perché quei ragazzi ti amano. Ciao Rino. Ciao mister, grazie per questa bellissima stagione che ci hai dato. Scusa per le emozioni un po' strette col presidente, ma noi tifosi ti abbiamo sempre voluto tanto bene. Forza Napoli sempre. Mua. Gennaro, Napoli è con te, noi siamo con te. Hai creato un gruppo fantastico, ora devi completare l'opera. E speriamo presto con il pubblico del Maradona a trascinarvi. Ciao mister, grazie per quello che hai fatto, per quello che stai facendo e per quello che farai a Napoli. Lascia perdere certa stampa ottusa e vai avanti per la tua strada. Forza Napoli sempre, grazie. Grazie diciamo a te. Gattuso! Resta con noi, non ci lasciare. Mister Gattuso, la prego di perdonare chi è stato ingiusto con lei e di riconsiderare la permanenza nel Napoli. Se io fossi un calciatore vorrei uno come lei. Saluti da Londra. Gennaro, tu sei un terrone come noi, hai come noi senso di appartenenza. Aro di noi, non penso presidente, pensa a noi, pensa a gente di Napoli. E riesco a cavolo. Caro mister Gattuso, la Londra napoletana la ringrazia. L'anno prossimo in Champions abbiamo bisogno della sua grinta sulla panchina del Napoli. Forza Napoli sempre e forza mister Gattuso. Caro Rino, grazie. Semplicemente grazie per tutto quello che hai fatto a Napoli. Un abbraccio dai tifosi del Napoli. Grazie mister Gattuso. Io spero che lei resti a Napoli, ma se anche non dovesse succedere, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per la nostra squadra. Rino, grazie di tutto. È davvero scusaci e scusati. Scusali Gattuso per tutti i messaggi che ti hanno mandato. Ci dispiace, però per piacere rimani a Napoli, sei l'unica nostra speranza. Per piacere non andare via. Io voglio solo dire grazie al signor Gattuso, perché oltre ad essere un grande allenatore è soprattutto un grande uomo. Spero con tutto il cuore che tu possa rimanere ancora qui con noi. Se così non fosse, porterò un bellissimo ricordo. Forza Napoli e forza Gattuso. Napoli ti ama. San Gennaro, se non ci fai tua grazia, che non ci aiuta nessuno, soprattutto stiamo attenti ai biscottini. Mister, a prescindere da come andrà a finire, io le sono grato per due cose. Uno, il fatto che ha fatto riunire un gruppo che sembrava disunito per gli addetti, e due, per il gioco che ha dato alla squadra. Quindi grazie. Anyone that knows me knows I've been Gattuso in and 100% in support of Gattuso since he arrived at Napoli. I pray that we make the best decision and we keep him. Ciao Gattuso, sono Salvatore, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto a Napoli e ti prego di scusare tutti quelli che hanno parlato contro di te e resta qui, resta con noi, saremo grandi insieme, forza Rino, forza Napoli sempre. Gattuso, in diretta da Brasile, resta a Napoli per favore. Mister Gattuso, resta con noi e grazie di tutto in ogni caso. Grazie mille. Forza Napoli sempre. Allenatore o mio allenatore, ma lei lo sa che sono un suo grande ammiratore? Da Ancelotti a lei mai avrei pensato. Eppure, guardi che bel risultato. Grande Ringhio per tutto quello che hai fatto, grazie, tutto quello che stai facendo, un lavoro immenso, grazie Ringhio, resta con noi. Dal Brasile un Gattuso resta, per favore. Forza mister Gattuso, forza Napoli. Mister Maussa, vedi che io voglio bene assai, non facciamo scherzi, rimani da Napoli, che la vera Napoli vi ama e io vi amo. Forza mister e forza Napoli. Mister, grazie per quello che hai fatto e scusa a tutti quelli che ti hanno criticato e dai, cerca di rimanere. Un bacio. Mister, volevo farle un grandissimo in bocca al lupo e ringraziare per tutto ciò che ha fatto e che sta facendo al Napoli. Mi raccomando, queste ultime partite grinta e sempre forza Napoli, dai. Un bacione mister. Ciao Rino, ciao mister. Questi video che ti stiamo mandando è per dimostrarti l'affetto della gente di Napoli che ama questa maglia e non è un risultatista, anzi risulta triste come l'ho soprannominati io. Scusali per come ti hanno trattato, scusali perché vorrei vedere qualsiasi squadra al mondo senza attacco come gioca. In Messico e in Colombia ti hanno apprezzato nonostante non facessi giocare Lozano, ma questo è un dettaglio, avevi i tuoi motivi.
negativi. Nessuno si rende conto della persona che sei un campione del mondo, dentro e fuori al campo, perché una persona come te, genuina, questi signori che ti hanno deriso, ti hanno attaccato in tutti i modi, non meritano una persona come te. Io spero vivamente che resti a Napoli, perché ho apprezzato il tuo operato di allenatore, non tanto per le vittorie contro il Milan, la Juve, ma anche nelle sconfitte, perché ho visto davvero idee e ne mancavano a Napoli da tanto tempo. Sono davvero contento per quello che hai fatto e ti auguro ogni fortuna se non resti a Napoli, ma se resti con noi, portaci in più alto possibile. Grande Rino Gattuso! Con la certezza che questo video arriverà a destinazione, voglio sottolineare che questo è un piccolo estratto, mi sono arrivati altri centinaia di messaggi, anche vocali, questo era solo un piccolo estratto video e non rappresenta per forza l'idea di tutta la community del Caffè Napoli 1926, ci sono pensieri diversi ed è giusto che ci siano. Ma attenzione, quelli che avete visto e sentito non saranno le vedovelle di Gattuso nel futuro. Assolutamente no. Questo è un messaggio che vuole arrivare anche al prossimo allenatore e a quelli che verranno negli anni e a tutti i tifosi del Napoli sparsi per il mondo, perché in questo momento sono un collettore della napoletanità nel mondo che va bene oltre il calcio e proprio per questo i messaggi non solo semplicemente tecnici, tattici, si va oltre, si valuta l'uomo, si valutano le scelte, gli atteggiamenti, l'umanità. Ed ecco perché mentre ci rivolgiamo a Gennaro Gattuso, magari questo video può essere visto anche dal prossimo allenatore, che noi analizzeremo, giudicheremo e difenderemo se è il caso, partita dopo partita, in base a quello che ci farà vedere e sentire, specialmente sentire, perché alle volte quello che si sente, quello che ci arriva all'orecchio da una conferenza stampa, da un'intervista, da un atteggiamento, da un frame, un semplice frame video, ci fa capire molto di più di quella che è la narrativa che poi viene portata in giro per i media. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando, sempre Forza Napoli.